Eccoci, dopo tanto tempo siamo tornati amici sul canale Surfcast LGBT Liguria, nuovamente con mio amico Stefano. Ritorniamo alla scoperta del ponente ligure quest'oggi nella bellissima Laigueglia, quindi si parte amici. Eccoci quindi praticamente pronti. Per il momento ho armato due delle mie due Andromede caricati con un bel mulinello Shimano 10.000, giusto per una giusta proporzione peso-potenza. Si parte, visto che è una spiaggia nuova, con mini travi bassi, piombo a palla visto il fondale sabbioso, terminale molto lungo dello 0,22. Adesso appunto provo uno 0,22 che è un diametro abbastanza sottile, brillatura, lungo 2 metri, sulla prima un americano e su questa una coreanina. Due esche per semplicemente tastare il fondale. Io non ci sono mai stato in questa spiaggia, quindi butto in acqua una situazione che so che è pescante e per vedere un attimo la situazione. Dopodiché opterò per altre esche e per altre vedere un secondino dove lanciare, a che distanza, ma i primi lanci sono semplicemente un test per verificare che cosa abbiamo sotto. Eccoci nel reparto esche per questa sera. Essendo una spiaggia nuova ho portato un po' di tutto e abbiamo l'imbarazzo della scelta. Passiamo dagli americani a coreana a bibi, anche se piccolo, magari lo innescheremo 2 alla volta. Che cosa abbiamo qua? Dei granchietti che ci sono avanzati e dei tranci di cefalo che uno ho già messo a scongelare in acqua. Quindi abbiamo un po' di tutto e ci prepariamo a montare. Quindi eccoci qua, 8-10, prime 2 canne in acqua. Adesso poi verificherò se mettere giù una terza, magari una terza matta con un trancio flotterato alla ricerca di qualche predatore. Primi lanci appunto dedicati non tanto con attenzione all'esca, alla distanza, ma a verificare la corrente con il nostro terminale molto lungo e sottile, che in caso di corrente lo ritroveremo subito ingarbugliato, come si dice in genovese. Quindi è più un verificare, essendo una spiaggia nuova, quello che troviamo al momento in fatto di corrente, fondo, e che il nostro appunto verificare che il nostro sistema pescante stia funzionando, per poi andare a modificare magari la lunghezza e il diametro del nostro terminale, per poi preoccuparci a seconda dei pesci che andremo a trovare dell'esca. Quindi è questo, diciamo, la mia scaletta di pesca per quanto riguarda come affronto una spiaggia nuova. Fa ancora caldissimo, siamo a inizio ottobre, temperatura veramente eccezionale. Spiaggia meravigliosa, classica spiaggia bassa del ponente che ricorda vagamente le spiagge toscane, basso fondale, un'onda bellissima sotto. Quest'oggi arriviamo forse alla fine di una scaduta causata da un forte temporale delle scorse settimane. L'acqua va lì per pulirsi, quindi siamo a filo e chissà che cosa uscirà in questa meravigliosa Laigueglia questa sera. Eccoci ragazzi, come al solito
sto utilizzando come esche arenicola e coreana bella fresca, 2 canne, una canna per sondare la fascia più vicina e un'altra canna invece lanciata più lontana, per vedere un po' cosa potrebbe uscire di interessante, magari in una fascia più lontana, più esterna a quella della riva. Quindi vediamo un po' cosa succede e speriamo bene. Mentre che Stefano finisce di preparare anche le sue canne, parliamo un po' camminando di questa Laigueglia, un piccolo borgo di mare nella provincia di Savona, tra i comuni di Andorra e Alassio. In antichità le frequenti incursioni piratesche a Laigueglia e lungo il territorio dell'allora Repubblica Genovese costrinsero molte località, tra le quali appunto Laigueglia, a costruire fortini, soprattutto nel 500. Uno di questi prende il nome di Baluardo, che lo troviamo qua vicino, adesso in lontananza si vede, non so da voi da casa se potete vederlo, ma è proprio laggiù in fondo. Quindi sicuramente un borgo, oltre che da visitare come pescatori, sicuramente come turisti, amici. Questi sono pescetti però. Ho messo giù anche la terza, sempre americano, quindi adesso 2 americani, uno un po' più corto, uno sulla lunga distanza, e una coreanina non flotterata che adesso prossimo lancio flottererò sulla cortissima distanza. Adesso vado a prepararmi anche un bel trancetto, quindi vado a preparare un trancio di cefalo flotterato e una coreanina flotterata. Eccoci qua in pesca, 2 canne, canna leggera, canna più pesante. Vediamo cosa succede, dai. Per adesso qualche tocchetta, anche a Gioia ci ha dato qualcosina, ma sembrano esserci pescetti, quindi aspettiamo ancora un pochino, magari più tardi gira qualcosa di più bello. Attenzione, 10 minuti in acqua, il nostro Stefano probabilmente inizia a fare i suoi danni. Vediamo un po' di alghe, tantissime alghe. Niente. Adesso, visto che siamo giusto ai primi lanci, prendo il bibi più grande con la mia scatola e lo innesco. Quindi americano, bibi, coreana corta. Saraghetto, ecco il primo, già scappottato, Saraghetto sull'americano, bravo Gio, con le canne di Gio, mitiche Veret. Com'è? Al momento tutto tranquillo. Adesso ho provato una corta, flotterata con la coreana, 2 americani, adesso preparo un trancio, quindi vediamo un po' di differenziare e eventualmente andiamo giù di granchio, bibi. Se c'è una cosa che ci ha insegnato il ponente ligure è che per i pesci spesso e volentieri dobbiamo aspettare tarda notte, quindi ce la prendiamo con calma, cerchiamo di studiare tutte le varie possibili soluzioni, distanze, esche, con calma. Sono appena le 8:30, abbiamo appena iniziato a pescare e si va avanti, amici. Ricordiamoci che siamo qua per divertirci e rilassarci soprattutto. Curiosità è troppo per non provarci, quindi tiro fuori i miei terminali, cavetto d'acciaio 2 fratto 0, sfiletto il mio primo cefalo, filo elastico immancabile,
0,40 che andrà a fare da terminale, e polistirolo per far galleggiare soprattutto il nostro filettone di cefalo. Ecco pronto dopo alcuni minuti il nostro primo trancio meraviglioso, abbondante filo elastico, il flotter all'interno, l'amo sporgente, il pesce parte, mangia molto veloce, si affida molto alla vista, quindi non sta lì a controllare, va diretto. La nostra grande speranza è che lo ingoi per intero, e tanti saluti e grazie. Sfrizionatina sul nostro Bibi che ci torna in queste condizioni. Dare delle piscatine piccole. Inizia una prima fase di mangianza, qualche mormorina, qualche saraghetto è uscito, tutta roba per il momento piccola, però inizia a muoversi qualcosa. Occhiato. No, un sarago, non sparo. Non sparlo. Sparlo, terminale alto, fotterato. 9:30 inizia un po' a delinearsi quella che sarà la strategia per quanto mi riguarda di questa sera, quindi una canna in fondo, tutto a sinistra con un'esca voluminosa. Adesso sto provando il filetto di cefalo, poi proverò il granchio, tutte esche importanti, e invece queste due canne le dedicherò esclusivamente ai vermi, terminali lunghi, 0,22, fluorocarbon, a seconda della distanza di dove mangeranno indirizzeremo i nostri lanci. Questa sarà, diciamo, la mia strategia di stasera. Adesso lascio la parola al nostro amico Stefano che, essendoci già stato in questa spiaggia, ci racconterà qualcosina in più per quanto riguarda la morfologia del fondale. Eccoci nella spiaggia di Legueia, a est di Alassio, per chi non abbia dimestichezza con questi posti. E diciamo che siamo in una spiaggia sicuramente a fondale basso, come potete vedere dai frangenti che arrivano, dalle onde che frangono anche da diversi metri dalla riva. Un fondale basso che però ovviamente andando più fuori diventa più profondo, ma rimaniamo sicuramente in una spiaggia molto meno profonda rispetto a una come potrebbe essere Voltri, che molti di noi o tutti conosciamo. E una spiaggia del genere è sicuramente una spiaggia che rispecchia quelle toscane, dove l'acqua è molto bassa, i pesci sono difficili da prendere, ma se ci sono, molte volte sono bei pesci, mormore, orate, branzini, che vengono a grufolare sui frangenti. E queste spiagge col fondale basso sono anche molto redditizie e allo stesso tempo ci permettono di pescare quando c'è il mare mosso, che in altre spiagge come quella detta prima di Voltri o comunque in generale spiagge profonde non ci permetterebbero. Quindi anche in condizioni di mare molto mosso riusciamo comunque bene o male a pescare in una spiaggia del genere, mentre in altre spiagge più profonde non riusciremo proprio. Ma ovviamente diciamo che il momento migliore è quello sicuramente della scaduta. Quindi niente, qua la spiaggia è tutta abbastanza omogenea. In queste spiagge col fondale basso si creano sicuramente delle buche, dei canaloni che vanno cercati, e qua a Legueia, ma anche ad Alassio, ma soprattutto qua abbiamo la spiaggia che diciamo si divide in parti più o meno omogenee da dei pennelli di scogli, dove spesso si trovano anche i gronchi per chi volesse fare questa pesca. Quindi insomma abbiamo un po' diverse opzioni da fare. Noi come sempre cerchiamo di sondare più fasce possibili e vediamo cosa succede. Attenzione, la faccenda inizia a farsi interessante. Coppiola di mormore per il nostro Stefano, 1 e 1-2 per il nostro campione laggiù in fondo.
no, tira un pesce. Ho sentito due testatine. Attenzione, il nostro Stefano nuovamente in combattimento dopo appena qualche minuto. Eccolo qua, un altro sarago reale. Ci fa ben capire che l'acqua non è ancora totalmente pulita dagli scorsi giorni. Ottimo. Com'è, Steve? Cosa c'è? Guarda se c'è un altro fare. È un'altra mormora per il nostro Stefano in arrivo. 10, entriamo nella seconda ora di pesca. Abbiamo visto tanti spari di saraghi di diverso genere, mormore. Ho deciso perciò di togliere la canna col trancio, mettere americano, bibi americano, e in caso dovessimo notare un blackout momentaneo, queste mangiate che si susseguono ogni 10 minuti, oppure qualche recupero di mormorina tranciata a metà, sarà subito pronto il nostro trancio di cefalo flotterato a partire in azione. Attenzione, bastano 5 minuti al nostro Stefano sulla lunga distanza. Tutto proprio nel testato. Potrebbe essere una mormora. Il nostro Stefano dice mormora. Quest'estate ci sono. Siamo ormai alla fine del recupero. Magari è una coppiona. Però sento proprio che tira. Non si sbilanci, signor Stefano. Attenzione, ultime testate. In realtà ce n'è ancora un po'. Ancora 30 metri da recuperare ci sono. Pensavamo fosse fatta, ma il pesce in realtà era molto molto distante. Questa canna Stefano la usa per la lunghissima distanza. Dire le parolacce. Dai che ci siamo. Attenzione, è un bel pesce. Adesso magari vediamo. Oh, va all'incontro. Non so cosa sia. Un saragone. Ah no, è un'orata meravigliosa, amici. Eccola qua, Perché ho preso anche l'altra linea. Sua Maestà la Regina. 22:30 inizia un'attività interessantissima
tutte le esche che lanciamo in acqua vengono aggredite, che sia renicola, che sia americano, bibi o doppio bibi, poco importa. In acqua dura veramente pochissimo e la situazione inizia a riscaldarsi. Altro lancio, altra mormora sull'americano. La così grande presenza di qualsiasi tipo di grufolatore fa ben capire che questa sera i serra non ci sono, ma questo mare mi fa venire assolutamente voglia di provarci comunque, rivolto verso un altro predatore, la spigola. Un bel trancetto, ho tolto il cavetto d'acciaio, ho montato su uno 0,40, un amo del 2/0 e adesso la lanciamo direttamente vicino a riva, vicino alla schiuma. Ho lasciato la coda per rendere ancora più naturale possibile. Ci proviamo, la pesca è fatta di tentativi e ci si prova. Eccola qua, l'ennesima mormora di questa sera. Arenicola, non tradisce mai. Mi raccomando amici, ricordiamoci, pesci sotto misura, di rilasciarli e dargli la libertà. Ma non sembra nulla di che. Guarda, guarda dietro. Vedi? Sembrava ci fosse tipo un calamaro. Sono quasi le 11 e arriva l'ennesima mormora. Mentre stavo slamando questa mormora ho visto il cimino della seconda canna flettersi, mini trave basso, che è assolutamente un'arma micidiale per le mormore perché mangiano, partono e il peso del piombo le fa autoferrare, non dobbiamo fare il minimo sforzo, il pesce rimane già attaccato. Altro giro, altra mormora sul nostro americano. Sì, va bene, va bene. Sì, sì. Eccoci, battuta finita anche questa volta, bellissima la Igueglia e le battute diventano un po' più semplici con campioni come questo a farmi compagnia, che ringrazio. Grazie a te Gio. E che dire, un'orata uscita, tantissime mormore, veramente uno spot meraviglioso sia a livello ambientale che per il fatto di prede, perché ce n'è veramente di ogni tipo e veramente tantissime. Noi non siamo riusciti a filmarle tutte, ma ce l'abbiamo quasi fatta, una serata bellissima, siamo stanchi morti, ma spero che vi abbiamo fatto vedere un nuovo spot che consigliamo al 100%. Quindi continuate a seguire il canale, continuate a iscrivervi al canale, noi ci vediamo alla prossima avventura, sempre alla scoperta del Ponente Ligure amici. Ciao ragazzi.